Siamo con Nicola Zaggia, presidente della cantina di Conselve. Parliamo della vendemmia 2014. Com'è andata? È stata una vendemmia sulla quale avevamo molte perplessità e forse le aspettative non erano proprio delle migliori, però devo dire che a smentire ciò è stata una vendemmia secondo me molto buona, certo con qualche difficoltà, però l'abbiamo portata a termine. Rispetto al 2013, cos'è che è cambiato? È cambiato soprattutto l'andamento dell'estate, l'andamento climatico dell'estate è stata un'estate non estate, è stata un'estate caratterizzata da piogge frequenti, continue, da temperature non elevatissime, quindi diciamo forse le premesse per un'uva diciamo di qualità non c'erano, però abbiamo visto che tutto sommato con l'autunno che ha dato diciamo un clima che si è sistemato, che si è mitigato, con il fatto che lasciando diciamo, maturare l'uva adeguatamente ci siano state poi delle risposte che poi sono emerse positive, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. E poi comunque una primavera che ha dato un germogliamento anticipato, l'estate piovosa, però alla fine come tempistiche si sono abbastanza rispettate. Beh, la primavera è stata sicuramente da segnare negli annali perché c'è stato un germogliamento anticipato di una ventina di giorni rispetto alle medie storiche, quindi le fasi vegetative delle piante dell'uva, delle viti, quindi sono state accelerate inizialmente. Poi appunto l'estate, che è stata particolare in questo senso, ha fatto sì che i tempi, le tempistiche si siano un po' allineate, abbiano rallentato quelle che era inizialmente delle preoccupazioni di molti viticoltori che temevano appunto di andare a vendemmiare i primi giorni di agosto. Così non è stato, abbiamo posticipato grazie al tempo e abbiamo tenuto ferme le raccolte delle uve fino a oltre metà agosto. Quali le varietà che hanno dato maggiore soddisfazione ai viticoltori? Allora, le varietà che hanno dato maggior soddisfazione ai viticoltori nel nostro caso sono state le uve Prosecco, perché abbiamo visto che sono state è stata una varietà che ha retto bene l'estate diciamo difficile. Poi abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni nel nostro Friularo. Il Friularo, che è un'uva raccolta tardiva, ha beneficiato del clima mite di settembre e della prima metà di ottobre.